Con piacere vi riferiamo di un'iniziativa di EBAV, l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, che prevede l'assegnazione, a seguito di apposita domanda, di borse di studio a favore di figli di titolari e soci delle imprese contribuenti. Questo in funzione di disponibilità economiche deliberate annualmente dai comitati di categoria. Per l'anno scolastico e accademico 2017-2018, a fronte dei fondi resi disponibili dalle categorie qui riportate, sono state assegnate attraverso lo sportello EBAV di Confartigianato Vicenza ben 149 borse di studio. Un contributo che premia, secondo i criteri di attribuzione, un rendimento da parte degli studenti di scuola superiore, università o ITS di alto profilo. Complimenti dunque ai giovani che hanno conseguito questo risultato. Per l'eventuale conferma della disponibilità di accedere alle borse di studio per l'anno scolastico e accademico 2018-2019 si dovrà attendere quanto verrà deliberato in termini di disponibilità economica e criteri di assegnazione dalle categorie coinvolte verso la fine di quest'anno. Lo sportello EBAV sarà quindi in grado di fornire informazioni e supporto al riguardo nel gennaio 2020. Gli interessati ne tengano conto.